Sindaco di Udine Pietro Fontanini, subito dopo la chiusura del Consiglio Comunale. Sindaco, buongiorno, innanzitutto benvenuto con noi. Buongiorno, un saluto a Radio.0. Ben ritrovato Sindaco. Allora, si è appena concluso il Consiglio Comunale, quali sono le novità che racconta ai nostri ascoltatori, perché le abbiamo colto fresco proprio, appena concluso? Sì, abbiamo, a dire il vero, la giunta comunale, abbiamo concluso i lavori, ogni martedì si riunisce dalle 10 fino a mezzogiorno per deliberare tutta una serie di provvedimenti. Anche oggi è toccato ad alcuni argomenti che vanno dal parco, dai due parchi che abbiamo qui nella città di Udine, il Parco del Torre e il Parco del Cormor. Abbiamo deliberato una serie di lavori e in base a questi lavori abbiamo chiesto un contributo anche alla Regione per migliorare la qualità ambientale, perché questi due parchi, in particolare quello del Cormor, sono molto frequentati dalle persone. Anche in questo periodo di Covid è possibile frequentarli in sicurezza, mantenendo le distanze e facendo attività così motoria, che è molto importante, perché sappiamo che molti di noi sono costretti a restare a casa e non potersi muovere più di tanto. Però nei parchi pubblici si può andare in questi luoghi che sono ambientalmente molto belli, poter fare qualche ora così di sgambamento, di belle camminate, anche come oggi che è una bellissima giornata con bel sole. Poi abbiamo parlato anche di quelli che sono gli asili nido in città. Abbiamo una serie di asili gestiti direttamente dal comune, altri che sono in convenzione. Abbiamo fatto slittare le iscrizioni perché sappiamo che in questo momento ci sono ancora alcune difficoltà e amplieremo i posti a disposizione delle famiglie per i bambini che vogliono frequentare gli asili nido, che è una misura molto importante soprattutto a favore delle donne, certo, che possono andare verso la maternità con più serenità, perché trovano poi all'interno, in questo caso del Comune di Udine, delle istituzioni come gli asili nido che permettono alle donne di poter continuare l'attività lavorativa e non rinunciare a causa della maternità al proprio posto di lavoro. È una misura fondamentale questa, perché va a cercare di bloccare questo calo demografico fortissimo che tocca Udine ma tutta la nostra regione. Purtroppo è un dato molto preoccupante, ci sono pochissimi bambini che nascono e purtroppo anche con questo, a causa del Covid, abbiamo moltissime morti, quindi abbiamo bisogno di figli, abbiamo bisogno che qualcuno guardi avanti le prossime generazioni, e allora il Comune deve realizzare delle strutture perché aiutino le donne, insomma, in questo momento così difficile che stiamo tutti attraversando. Poi abbiamo parlato anche di storia dell'autonomismo, qui in particolare nella città di Udine vorremmo realizzare delle targhe per ricordare gli uomini che hanno portato avanti l'autonomismo in terra friulana, in particolare il senatore Tessitori, il professor Daronco, per citare due grandi figure che secondo noi meritano un riconoscimento più forte e soprattutto una notorietà nei luoghi dove loro hanno vissuto, quindi collocheremo delle targhe per ricordare queste importanti persone. Ecco, queste ho citato tre delibere tra le tante che abbiamo preso, più significative, insomma, che in questa giornata dei lavori della Giunta Comunale di Udine. Benissimo, grazie anche per questo aggiornamento dalla Giunta e tra l'altro per voler dare un tocco così che riguarda la storia anche di Udine all'avanguardia nel suo percorso riguardo quello che era l'innovazione della elettricità pubblica. So che ieri c'è stata la cerimonia proprio per ricordare i 132 anni da quando Arturo Marignani, inventore, imprenditore friulano, aveva appunto dato via alla prima accensione dell'illuminazione pubblica. Ricordiamo tra l'altro che Udine è stata la terza città europea a dotarsi di questo tipo di rete di illuminazione elettrica, oltre a Milano e Londra. È vero. E poi tra l'altro Udine, Marignani vendette a Edison il brevetto che permise poi di fare la lampadina moderna, quella che ancora utilizziamo, quella incandescenza.
anche se adesso c'è stata un'ulteriore evoluzione in questo settore, ci sono le lampade a LED, che è un'altra tecnologia, però ricordiamo che la lampadina elettrica a incandescenza è stata proprio realizzata qui a Udine da questo grande inventore che a 24 anni ricevette dal comune di Udine il compito di illuminare la città, e lui ci riuscì 132 anni fa, dette luce in pratica alla città di Udine. È una persona questa che va ricordata, e soprattutto ieri abbiamo ricordato la fiducia che i miei predecessori, sto parlando degli amministratori di quel tempo, hanno dato a un giovane di 24 anni, gli hanno affidato un compito molto delicato, illuminare la città, cosa che attualmente è molto difficile, perché purtroppo con le regole della burocrazia è difficile dare a un giovane di 24 anni la possibilità di realizzare un progetto di questa valenza e di questa portata, perché adesso bisogna avere esperienza, bisogna avere un bagaglio anche economico per sostenere alcuni lavori, quindi è difficile che si possa premiare i giovani. Ecco una cosa su cui dovremmo riflettere. 130 anni fa erano un po' più avanti, davano più fiducia ai giovani rispetto a quello che facciamo adesso. È vero, bisognerebbe proprio riprendere da questa pagina di storie, anche dall'intuizione, no? di capire quello che può essere un buon progetto, ed è stato un piacere anche poterne parlare, poterla rivivere, così come avete fatto nella cerimonia di ieri, per ripercorrere quel gennaio del lontano 1889, per tornare al passato e anche quelli che sono stati gli eventi della storia che hanno segnato anche i nostri territori, ma non solo naturalmente, e continuano anche gli appuntamenti del Giorno della Memoria 2021, a cui non si rinuncia neanche quest'anno, fino al 29 gennaio, questa volta online, Sindaco. E dobbiamo fare online, anche se la cerimonia con la deposizione della corona dell'oro la facciamo in presenza, saremo in pochissimi. In pratica in Via della Vittoria avremo un monumento dedicato ai deportati, alle vittime dei lager nazisti, perché purtroppo ci furono anche friulani che morirono. E poi vogliamo ricordare domani, proprio online, una figura storica di questa città, una donna, una ragazza che morì a Trieste, nella riviera di San Saba, l'unico campo di sterminio in Italia, è Cecilia Beganutti, perché proprio l'anno scorso gli eredi di Cecilia hanno regalato al comune di Udine la medaglia d'oro alla Resistenza che Cecilia ricevette per la sua lotta contro il nazifascismo e purtroppo anche il sacrificio che la portò alla morte. E la correzione anche degli scritti che adesso abbiamo in biblioteca per ricordare questa grande figura di ragazza che proprio lei era un'insegnante di scuola elementare che partecipava alle attività dei partigiani della brigata Osoppo e fu arrestata e purtroppo poi torturata, uccisa nella regione di San Saba e poi bruciata. Il suo corpo non fu mai ritrovato, però molto ricordata qui a Udine. Una scuola porta il suo nome qui in città e l'anno scorso abbiamo messo anche la pietra d'inciampo davanti all'abitazione dove lei viveva. Quindi è un momento anche questo importante per ricordare questa figura che ha dovuto purtroppo morire per lottare contro una dittatura terribile che è stata quella del nazismo e del fascismo. Quindi insomma andate a dare un'occhiata anche sulla pagina Facebook dei Civici Musei di Udine, che appunto ospiterà tutti questi eventi online dedicati al Giorno della Memoria. Invece i lavori di adeguamento a Casa Cavazzini sono partiti e hanno lo scopo di consentire di ospitare finalmente eventi anche di importanza internazionale in questo luogo simbolo, insomma, della cultura nella città di Udine. Sì, stiamo preparando una grande mostra che verrà inaugurata alla fine di ottobre, in cui avremo la presenza di quadri molto importanti che arrivano dai musei di tutta Europa, anzi di tutto il mondo, e per fare questo dobbiamo adeguare questo spazio che è la Casa Cavazzini a poter contenere queste opere di valore inestimabile. Quindi stiamo realizzando opere per la sicurezza, per la climatizzazione,
per l'impianto di illuminazione, tutte necessarie per poter avere in prestito questi quadri di autori famosissimi. Sarà una mostra molto importante dedicata al Novecento, quindi l'arte moderna, per permettere in pratica a coloro che sono appassionati di questa tipologia d'arte di poter visitarla. Durerà 5 mesi e noi pensiamo di rivitalizzare la città ospitando, speriamo che il coronavirus ci abbia abbandonati ad ottobre, almeno abbia ridotto la sua presenza, e poter avere ospiti anche turisti stranieri che possono venire a visitare questa importantissima mostra. Sì, giusto sindaco, tra l'altro insomma abbiamo voluto dare anche spazio a questi appuntamenti storico-culturali proprio perché in un momento ancora di incertezza andare a ripercorrere la parte storica dei nostri territori, godere anche delle bellezze e tutto quello che riguarda l'aspetto culturale ci dà sicuramente conforto, oltre che strumenti per affrontare il futuro. Intanto sindaco, in questo momento quale messaggio vorrebbe dare alla cittadinanza di Udine per l'inizio anche di questo 2021 ancora abbastanza complesso? Sì, purtroppo il 2021 ancora, la prima parte dell'anno sarà ancora molto complesso. Purtroppo l'epidemia, la pandemia del coronavirus colpisce in maniera forte anche la città di Udine. Eravamo più ottimisti la scorsa primavera perché insomma eravamo riusciti a tutelarci abbastanza, invece adesso purtroppo il virus sta colpendo e non siamo fuori ancora da questa situazione. In ogni caso speriamo con le vaccinazioni di essere tutelati, anche se purtroppo adesso vengono a mancare un po' di vaccini, no? La vaccinazione subisce un rallentamento che preoccupa perché eravamo più fiduciosi, insomma, per arrivare magari al mese di giugno con una buona parte della popolazione vaccinata e quindi immune dal rischio di contrarre il coronavirus. Purtroppo non sono decisioni che aspettano a noi, ma aspettano il governo centrale, anche l'Europa. Certo. Speriamo che si recuperi questo ritardo che si sta verificando per quanto riguarda le vaccinazioni, che ripeto è la misura decisiva per fronteggiare il coronavirus. È importante anche la mascherina che indosso io in continuazione, il distanziamento, l'igiene delle mani, tutte queste cose, però la soluzione finale, la soluzione per sconfiggere il coronavirus è la vaccinazione, avere in pratica nel proprio corpo gli anticorpi che combattono insomma questa terribile epidemia. Certamente sindaco, e allora intanto per oggi è tutto per i nostri aggiornamenti, naturalmente ci risentiremo nelle prossime settimane come di consueto, anche se a distanza ma comunque vicini, perché grazie alla pagina Facebook e canale YouTube almeno ci possiamo vedere in diretta video e fare questa chiacchierata insieme. Sindaco, intanto buon lavoro a voi e tutta la sua giunta comunale per questi prossimi giorni. Grazie a Radio.0 per questo servizio, una possibilità che mi dà di parlare anche con i miei cittadini e di presentare un po' questa città, la città di Udine, che penso sia nel cuore di tante persone. In attesa, insomma, di ritornare a poter visitare tutti i comuni anche della nostra regione, cosa che in questo momento non possiamo fare, però noi vi teniamo aggiornati così poi saprete quali bellezze andare a vedere anche dei nostri territori. Arrivederci sindaco. Arrivederci e grazie ancora.